La vita di Giovanni Miani sembra uscita dalla penna di un romanziere dell'Ottocento, lo stesso secolo del quale fu figlio e interprete. Nacque a Rovigo nel 1810, nello stesso periodo in cui la madre Maddalena, della quale porterà il cognome per tutta la vita, era a servizio dal nobiluomo Pieralvise Bragadin, ultimo esponente della sua casata, del quale fu anche dai suoi contemporanei considerato figlio naturale. Di fatto, a 14 anni fu fatto trasferire dal nobile nel suo palazzo veneziano di Cannareggio, dove ricevette una educazione ampia ma frettolosa, interrotta troppo presto dalla morte di Bragadin, che tuttavia gli lasciò un'eredità cospicua che gli permise di coltivare diversi interessi. Il palazzo si erge ancora oggi nella sua maestosità, compreso il vasto giardino con la porta d'acqua dalla quale Miani usciva in barca per raggiungere i suoi possedimenti a Cava Zuccherina, l'attuale Jesolo. Ma inseritosi nell'aristocratica società veneziana, che non lo considerò mai suo pari, inseguì per tutta la vita la gloria e l'onore. Dopo un esordio come musicista e musicologo, partecipò ai moti del 1848 a Roma e Venezia e fu costretto all'esilio. Soltanto in seguito, però, ormai quasi cinquantenne, decise di dedicarsi alla scoperta delle sorgenti del Nilo. Organizzò 2 spedizioni fra il 1859 e il 1861, avventurosissime, ma entrambe destinate al fallimento, a seguito delle quali però organizzò una esposizione rivolta alla cittadinanza. Conosceva l'Africa come pochi altri occidentali, parlava diverse lingue locali. Gli africani lo chiamavano il leone bianco. Risalendo il Nilo, arrivò più a sud di qualunque altro europeo prima di lui. Nel 1871 si mise alla ricerca di animali rari e sconosciuti in Africa centrale, dove morì l'anno successivo. Le sue spoglie tornarono in Italia diversi anni più tardi e oggi riposano all'Accademia dei Concordi a Rovigo.